dai che Carlo ci aspetta. Carlo, sei il maestro orafo. Volevo vedere un gioiellino. Ma certo che sei tu il mio gioiello, ma non è che posso appenderti al collo e infilarti al dito, amore. Sì, prometto che guardo e basta. Andiamo, dai. E siamo a Busa di Vigonza, alla bottega dell'orafo. Sono qui con Carlo degli Stefani, maestro orafo. Carlo, ma un maestro orafo cosa fa? Un maestro orafo è una persona che lavora con le mani e con la fantasia, perché mi piace creare. Stavo creando con questi geodi. I geodi sono creazioni della natura, possono sembrare dei semplici sassi, no? Quando si trovano questi pezzi, si tagliano, dentro c'è un mondo. Che meraviglia! E da questo io prendo spunto e mi vengono le idee quando li vedo per creare. Questi potrebbero essere degli orecchini. Qui stavo pensando di fare un anello. Senti Carlo, io ho visto che hai collaborato con un sacco di stilisti, hai creato gioielli, ma mi sono rimaste così impresso due opere particolari che ho visto. Una che hai creato per la mostra Oro et Laboro e che abbiamo qui a fianco a te. Sì. E ce la puoi descrivere? C'era da partire da un'idea, un simbolo religioso, qualcosa legato comunque al luogo dove eravamo. Io sono partito dal simbolo più semplice che i primi cristiani tracciavano per terra per riconoscersi l'uno all'altro. Quindi quando io incontravo un altro cristiano, avendo paura dei romani che osteggiavano, disegnavo un semicerchio sulla sabbia. L'altro cristiano, un messaggio segreto tra i due, disegnava l'altro e formavano il pesce. Io sono partito da questo e ho creato questa collana in argento, satinato e lucido, martellato, con l'ambra. E l'altra opera che mi è piaciuta tantissimo è quella che hai realizzato per la mostra Galileo e il libro dell'universo. Sono partito dalle lenti che Galileo ha applicato al cannocchiale. Io ho ripreso queste infatti sono lenti ottiche e le ho incastonate così. Ho realizzato anche quello che lui ha visto in quel momento, che lui ha riprodotto un acquerello con le fasi lunari. Io ne ho riprodotte 3, la quarta sarebbe la chiusura e infatti ho riprodotto in lastra d'argento l'acquerello di Galileo Galilei. Carlo, allora sai cosa ti dico? Voliamo direttamente sulla luna. Luna